Cari amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati a Corbanese di Tarso. Siamo alla festa settembrina che ormai volge al termine, ma come sempre tutte le attività della Proloco vanno alla grande fino all'ultimo giorno. Con noi la presidente Michaela Campardo. Ben ritrovata Michaela, è un piacere averti qui. Grazie. Alcuni collaboratori che ci aiutano qui a fare un po' di numero e dietro di noi la cucina indifferentissima. Che è il nostro punto forte, lo sappiamo, la cucina e anche la musica e anche i ragazzi giovani, perché ne abbiamo tantissimi. Siamo anche fortunati ad avere tutti questi volontari, quindi bene, è andata molto bene quest'anno, quindi infatti siamo felici. Eravamo passati il weekend scorso, tantissima affluenza, abbiamo preferito tornare su un periodo meno caotico. Il volontariato è molto difficile, però è essenziale in questi casi e per fortuna si fa fatica, ma ce ne abbiamo, ne abbiamo per fortuna. Michele, la nostra rubrica è seguita sempre dai soliti nostri amici, ma si aggiungono anche nuovi fans, quindi bene. Se vogliamo ripetere per i nuovi telespettatori quali sono i piatti tipici di questa sera? Allora, questa sera noi abbiamo ogni venerdì un piatto tipico. Questa sera abbiamo gli sciosco alla polenta, ovvero sia le lumache, perché qualcuno non sa. La volta scorsa avevamo le trippe e la settimana ancora prima avevamo il baccalà con la polenta, quindi abbiamo diverse possibilità per, diciamo, soddisfare tutti i palati. Poi c'è sempre la nostra grigliata, e lo spiedo la domenica e un banco enoteca, il musette con le verdure in agrodolce, il crème, tutte quelle cose molto molto buone. E avete anche un banco enoteca ben fornito. E il vino, sì, ma qua siamo, cosa vuoi? Di casa. Vicino a Conegliano, voglio dire, non manca mai il vino, né bianco né rosso. Michela, intanto ti ringraziamo per l'invito che ci hai dato. Grazie a te Luigi. Come di consueto ti diamo 2 minuti davanti alle telecamere e penso che tu voglia usare questo tempo per invitare i giovani di Tarso e Corbanese a venire a fare almeno una serata di volontariato qui. Sì. Anzi, loro sarebbero più bravi di me nel proporre questa cosa qui, perché è la loro presenza e il loro passaparola che aiuta. E in ogni caso le porte della Proloco, giusto ragazzi, sono sempre aperte, quindi chi volesse venire in cucina, al bar, fuori o anche semplicemente durante la preparazione, i giorni prima della festa, i giorni dopo, perché non è che tutto si ferma con la festa, ma c'è il prima e anche il dopo. E quindi siamo sempre qua. Dentro te, come un film. E quindi avete capito bene, ascoltate il consiglio della presidente della vostra Proloco, del vostro paese. Venite qui a Corbanese durante le 2 manifestazioni clou, fate almeno una giornata di volontariato, vedrete che ve ne innamorerete. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, non prima però di sequestrare un attimo la Presidente e andare dietro le quinte qui in cucina per degustare gli ottimi piatti. Noi vi salutiamo tutti i volontari e vi ringraziamo tantissimo. Grazie Luigi, andiamo adesso. Per questo.